Cante benissimo, numero 190, nei cieli un grido di suono.
Signore, risolva chi si convoca in questo pomeriggio di festa sia della Pasqua, siamo ancora pochi giorni del tempo pasquale. Per il bene che noi stiamo, per il bene anche della casa, delle case nelle quali ci troviamo anche a vivere questo tempo della nostra vita, per tutti coloro che si prendono cura della grande famiglia dell'Opera dell'Immacolata Concezione e ovviamente anche nel mese di maggio, sapendo che poi anche inaugureremo in questo modo la processione, il pellegrinaggio dell'immagine di varie case. Veniamo proprio perché la porti al cuore di Dio. E intanto ci disponiamo alla preghiera chiedendo anche il perdono. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che nella resurrezione del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, hai donato al mondo la gioia, per intercessione della Vergine Maria, sua madre, concedi a noi di godere la felicità della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un angelo parlò a Filippo e disse: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco che un etiope eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli era stato negato. La sua discendenza, chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove era dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua. Che cosa impedisce che io sia battezzato? Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli li battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarea. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Ripetiamo: acclamate Dio voi tutti della terra. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Acclamate Dio voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto. A lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede alla vita eterna? Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane disceso dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Questo è un pomeriggio, dicevo all'inizio, significativo di festa. Sono 30 anni del Civitas Vitae e poi penso ai luoghi, alle case diverse, penso alle persone, gli ospiti, i familiari, i dirigenti, gli operatori, gli amici cappellani che abbiamo almeno qui come rappresentanza per Padova. Siamo come un piccolo popolo convocato in questo pomeriggio di festa e convocato anche attorno ad una parola di Dio, se l'avete ascoltata, in particolare la prima lettura, che non parla di salute, non parla di anzianità, non parla di assistenza, ma parla di altro. E quindi io vorrei quasi quasi chiedervi di seguirmi, di venirmi dietro e vorrei rivedere un po' con voi la prima lettura, perché mi pare bella, un po' strana, ma sicuramente bella per il contesto che ci troviamo a vivere. Allora, con la prima lettura siamo al capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, quindi il libro che racconta la storia della prima comunità cristiana dopo che Gesù è tornato al cielo. C'è una grande persecuzione e costringe la persecuzione molti cristiani a fuggire da Gerusalemme. Uno di questi che fuggono è Filippo, il quale inizialmente si muove verso nord da Samaria, poi si muove verso sud nella direzione di Gaza. Filippo non sta fuggendo, non sta muovendosi di sua iniziativa. E in effetti abbiamo nel testo di oggi Dio che gli parla attraverso un angelo e gli dice cosa fare. Alzati, va verso sud, va verso mezzogiorno. E Filippo si alza
va verso mezzogiorno, va verso sud. Su quella strada non c'è nessuno, a parte un personaggio strano, un po' particolare, un etiope, arriva dalla fine del mondo, diremmo noi oggi, un amministratore della regina etiope, quindi una persona anche importante, una persona che ha un certo rilievo sociale, sicuramente anche ricca, però è strano che questo uomo che non appartiene a Israele, un pagano, si direbbero con questo vocabolario, abbia in mano, non il libro in questo caso, ma il rotolo del profeta Isaia. E come Dio aveva detto a Filippo, va verso sud, questa volta abbiamo Dio che dice a Filippo, avvicinati a quel carro. E ci immaginiamo il carro che si sta intravedendo e Filippo che per la seconda volta dice, fa esattamente quello che il Signore gli chiede. E cosa succede? Sono partite anche le campane nel frattempo. La signora mi dice di aspettare un attimo. Cosa succede? Che Filippo si avvicina a questo personaggio, salta tutti i convenevoli e subito gli chiede: ma cosa stai leggendo? Capisci quello che leggi? Cosa risponde l'uomo in maniera altrettanto schietta? Come faccio a capire quello che leggo se nessuno mi spiega? E l'uomo stava leggendo un passaggio del profeta Isaia molto particolare, molto difficile, in cui si racconta di un uomo che soffre, di un uomo che è chiamato a soffrire molto. E noi sappiamo che Filippo avrà fatto qualche discorso, ma soprattutto Filippo dice a questo personaggio straniero: guarda che le scritture che stai leggendo e non capisci si riferiscono a Gesù. È bello questo. E il racconto è molto veloce. Filippo parte, c'è l'etiope che legge, non si fanno tanti commenti, poi addirittura si arriva a una piccola zona in cui c'è dell'acqua, lo straniero chiede di essere battezzato. Accade tutto così velocemente che nemmeno ce ne accorgiamo. Voi mi direte, e cosa c'entra tutto questo discorso? E tanto sento che la campana non ha ancora smesso, ma ce ne faremo una ragione, siamo sereni lo stesso, stiamo pregando comunque il Signore con le nostre parole. Mi pare di poter dire questo. È bello immaginare Filippo, il cristiano, che su una strada qualunque si ferma a parlare con qualcuno che non conosce. Avrebbero potuto fare strade diverse, avrebbero potuto anche non incontrarsi, Filippo poteva avere fretta per fare altre cose e invece qualcosa succede. I due si incontrano e finisce con il gesto del battesimo. Torno a quello che dicevo prima all'inizio. Ma siamo qui oggi pomeriggio a ricordare 30 anni del Civitas Vitae, dicevo luoghi, case, persone, ospiti, dirigenti, cappellani. Siamo qui a ricordare anche gli oltre 60 anni dell'Opera Immacolata Concezione nella sua geografia distributiva. Cosa dice a questo fatto il racconto che abbiamo ascoltato? A me dice questa cosa. È vero che Gesù fisicamente non è più presente sulle nostre strade. Noi diciamo che Gesù risorto è salito al cielo, è tornato al Padre. Non è più presente, ma chi adesso si fa presente? Siamo noi. Noi siamo la Chiesa, noi siamo diventati il corpo di Gesù che si fa vicino ad altri. Gesù non c'è, ma c'è Filippo. Gesù non c'è, ma l'etiope straniero, immagino, si sente più sereno. Gesù non c'è fisicamente, ma ci siamo noi. Non vi pare che sia una bella cosa questa? Se l'etiope non avesse incontrato Filippo, se tanti amici ospiti che sono qui non avessero incontrato altri che fanno strade insieme, cosa avremmo? Non è la stessa cosa camminare da soli e camminare assieme. Non è la stessa cosa cercare da soli e cercare assieme. Non è la stessa cosa restare soli, magari perché si è anziani, oppure avere qualcuno di cui sento le mani, di cui vedo gli occhi, di cui ascolto la voce. È tutta un'altra storia.
Gesù non c'è più fisicamente, ma sappiamo che è con noi nel segno della Chiesa e noi siamo la sua Chiesa. Ecco perché mi piace immaginare che in fondo la Chiesa è proprio questo, è la compagnia di tutti quelli che credono. La Chiesa sono gli uomini e le donne che insieme vivono Gesù, provano a dirselo, si danno fiducia reciprocamente, si prendono cura reciprocamente gli uni degli altri, ad esempio in questo luogo particolare, ma in tanti altri luoghi completamente diversi. Gesù non lo vedo, ma vedo Filippo. È la fortuna dell'Etiope di cui si parla alla prima lettura. E noi siamo contenti che in fondo la Chiesa sia proprio questo oggi, il Gesù che continua a farsi presente, a farsi carico. A volte ci riusciamo bene, a volte ci riusciamo tanto male, a volte non siamo credibili, a volte facciamo fare brutta figura a Gesù. Però la Chiesa è questo, è la compagnia di tutti coloro che in qualche modo si accompagnano, fanno strada assieme, perdono tempo per stare insieme agli altri, proprio come Filippo. Non so se mi sono spiegato o se mi sono perso, comunque mi piace un po' immaginare anche le cose in questo modo. E allora è anche bello che in questo pomeriggio, davvero, di fronte anche a questa parola, esprimiamo la gratitudine per il Civitas Vitae, dicevo, per questa istituzione anche grande e importante, per la sua storia, senza dimenticare quanti l'hanno voluta, senza dimenticare quanti l'hanno portata avanti, la portano avanti, e magari anche alla Madre di Dio, alla quale è dedicata questa Chiesa, affidiamo il nostro grazie, affidiamo anche ogni nostra preghiera, affidiamo a lei ogni lacrima, ogni sorriso, affidiamo a lei ogni minuto di lavoro, affidiamo a lei ogni pensiero rivolto al futuro e magari mettiamo nelle mani di Maria anche il terribile periodo che abbiamo alle spalle, che ha messo alla prova molte persone. Lasciamo in mano di Maria anche la paura che ci sta accompagnando in questo tempo, quando si parla anche di guerra, e che il Signore ci liberi dalla maledizione della guerra. A Maria che sarà pellegrina nelle parti di questa casa, nelle case anche dell'Opera Immacolata Concezione, chiediamo proprio di essere aiutati, perché non vengano meno la speranza, non venga meno la salute, non venga meno il servizio generoso, la voglia di camminare insieme. Io ho detto queste cose, se vi servono, se vi servono bene, se non vi servono non importa. L'importante è che uscendo poi di chiesa ciascuno abbia la sua preghiera, ciascuno abbia il suo motivo di gratitudine, ciascuno abbia una sua fatica, una sua cosa bella da mettere al Signore. Questo altare, sul quale fra poco poseremo il pane e il vino, oggi si carica non soltanto delle preghiere, ma si carica di tutti noi. Questo altare, insieme con il pane e il vino, sarà pieno anche di tutte quante le nostre vite. Dopo aver accolto la parola di Dio, vogliamo anche lasciare spazio alle invocazioni che ci vengono proposte e a quelle che ci portiamo nel cuore. Preghiamo insieme e diciamo: Esi del tuo popolo, Signore. Faccio prima una parte di questa. Lascia fare a noi.
per la Santa Chiesa di Dio, perché imitando la Vergine Maria, nella fede ardente e nella carità operosa, sia fonte di benedizione per tutti i popoli della terra, noi ti preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per i pastori del popolo di Dio, perché come la giovane di Nazareth siano solleciti nell'andare incontro ai fratelli, portando la gioia del Vangelo e la luce della fede, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per coloro che sono nella sofferenza, perché uniti con la Vergine Madre siano consolati dalla fede, dalla speranza e dalla carità, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per queste nostre comunità, perché con lo stesso stupore di Maria imparino a riconoscere le meraviglie di Dio nella propria vita, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per tutti i defunti della Fondazione Opera Immacolata Concezione, e in particolare per i fondatori, Monsignor Antonio Varotto, la signorina Nella Berto e il professor Angelo Ferra, affinché nella pienezza della vita presso di te, Signore, possano intercedere per noi e per la Fondazione tutta, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Per questo 30° anniversario della Civitas Vitae, affinché sia occasione per tutti noi, ospiti, personale, familiari e volontari, di rinnovare nel proprio cuore la motivazione profonda che muove il pensare e l'agire quotidiano verso coloro che sono più fragili, preghiamo. Visita il tuo popolo, Signore. Ti presentiamo, Signore, ogni invocazione che ci nasconde nel segreto del tuo. Davvero tutto portiamo all'altare insieme al pane e il vino, vivi, regna, vari secoli. Amen. Canto numero 396 delle tue mani. Pregate, fratelli, sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, benedice e guardate le tue mani, questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai reso partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce, più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua amore, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti,
ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù ci ha affidato la preghiera che ora andiamo a ripetere nel suo nome, pregando davvero gli uni per gli altri, in particolare per chi tra di noi avesse anche maggiormente bisogno della preghiera di tutti. Osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati. Guarda alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore risorto sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto numero 77, Cristo risusciti.
Inizia oggi il pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima, custodita in questa chiesa, nelle residenze della Fondazione Opera Immacolata Concezione. Ci rivolgiamo a Maria affidandole le nostre intenzioni di preghiera. Le nostre intenzioni più profonde lo facciamo con una preghiera che sarà recitata mano a mano in tutte le residenze. Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo cuore immacolato, la carità e la pace di cui tu sei regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché tu le soccorra, i nostri dolori perché tu li lenisca, i nostri mali perché tu li guarisca, i nostri corpi perché tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino.
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, forza e coraggio ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero. Donaci molte vocazioni e santi sacerdoti. Proteggi il Papa, i Vescovi, la Santa Chiesa di Dio, la nostra fondazione, chi vi risiede e chi vi lavora, chi collabora, i familiari, i volontari, gli amici tutti. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi il tuo sguardo misericordioso. Amen. Buonasera. Allora, intanto volevo ringraziare tutti voi, in particolare poi Don Giuliano Zatti, per essere presenti qui questa sera, questo pomeriggio, a partecipare a questa cerimonia eucaristica che rappresenta il primo momento di festa in questo mese di maggio che vede appunto ricorrere un anniversario importante per la nostra fondazione. Il 26 maggio di 30 anni fa entrò il primo ospite nel plesso A del Santa Chiara. Questo complesso che poi oggi ha preso luce, ha preso importanza e si è arricchito e che è diventato il Civitas Vitae Angelo Ferro. Questo ingresso è importante da un punto di vista proprio di quello che rappresenta per la nostra fondazione, perché segna l'avvio di un nuovo modo di fare accoglienza. La residenza Santa Chiara segna l'avvio della realizzazione del centro servizi Civitas Vitae, un luogo dove la longevità, la intergenerazionalità e l'aggregazione sociale sono viste come risorse capaci di trasformare la fragilità delle persone in occasioni di crescita per tutta la comunità. In realtà l'Opera Immacolata Concezione ha iniziato a dare forma a questa nuova idea di accoglienza che vede l'anziano al centro di ogni pensiero, molti anni prima. Tutto ciò che è stato fatto è frutto di una programmazione, di un certosino lavoro di equipe, guidato inizialmente dalla signorina Nella Berto, insieme a Monsignor Antonio Varotto, e dal geometra Carlo Zuccarelli, e poi in una fase più avanzata dal professor Ferro, i nostri tre fondatori, che ha portato questo concetto alla definizione di un progetto che non si limitava alla sola realizzazione della residenza Santa Chiara. Residenza nata per accogliere gli anziani non autosufficienti, ma anche a quella di altre strutture che integravano il processo stesso e davano una ragione a questo progetto. Voglio citare il villaggio Airone, dove sono nate delle villette destinate a ospiti autosufficienti, veri e propri appartamenti inseriti in una struttura di accoglienza dotata di personale qualificato, in grado di garantire a tutti i residenti tranquillità, sicurezza, servizi. E poi più tardi il complesso INAIL, cosiddetto. Complesso INAIL destinato a ospitare anch'esso ospiti non autosufficienti e poi a dare dei servizi alle persone ancora più fragili, con la residenza Pio XII, l'ospedale di comunità, l'unità riabilitativa territoriale, l'hospice, i servizi per stati vegetativi. E poi la realtà in cui ci troviamo, la chiesa intitolata Maria, Madre di Dio, poi il Palazzetto dello Sport, una struttura priva di barriere architettoniche che ospita tutti coloro che vogliono partecipare a questa realtà
attraverso la disciplina dello sport, in particolare i giovani disabili. E poi, più tardi, la realizzazione della palestra di riabilitazione e della casa della sussidiarietà. Un luogo senza cancelli, senza barriere, dove il grande parco che sta in mezzo fa da cerniera tra la vita degli ospiti e quella dei residenti del territorio. E la bellezza delle sculture che lo animano conduce la mente lontano, oltre all'attimo appena vissuto. Nel grande parco poi si sono affacciati il Museo del Giocattolo, la piscina per la riabilitazione e le strutture per la guardia medica. Incontro e territorio e intergenerazionalità. Sono queste le parole chiave di questo luogo che fu preso a modello ancora nel 1983, ancora prima quindi che esistesse, come centro pilota della conferenza internazionale sulla scienza dei sistemi nel campo dei servizi sociosanitari per le persone anziane. A colpire i governanti di allora del mondo fu la versatilità del progetto, la modernità della sua impostazione, che rientravano perfettamente negli obiettivi del piano di azione mondiale per l'invecchiamento, che l'ONU aveva adottato sin dal 1982. L'originalità dell'opera consiste nel dare alle persone residenti sicurezza, comfort, indipendenza e un complesso di servizi di alta qualità. L'inizio dell'opera si colloca quindi nel 1989 e dopo 5 anni nel plesso A della Santa Chiara trovavano posto 240 persone. Il plesso B fu inaugurato il 4 settembre 1995 e a seguire pian piano furono edificati tutti gli altri edifici e servizi per i nostri ospiti. Il Civitas Vitae mette al centro la persona, un paradigma declinato in tutte le sedi della nostra fondazione, 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno e notte, con i fatti, con gli interventi, con le prestazioni, con l'animazione, con i volontari. L'assistenza per la nostra fondazione non è un mestiere qualunque, ma una missione di carità e di bontà, vivificata dall'amore secondo il precetto divino: ama il tuo prossimo come te stesso. Il nostro ospite ha bisogno di affetto, di stima e di comprensione. Ha diritto al massimo rispetto della sua persona e della sua dignità umana, cristiana e civile, e alla riconoscenza per il contributo di sacrificio e di dedizione che ha portato alla famiglia e alla società. Questo è quello che oggi vogliamo festeggiare. Vogliamo festeggiare un mese di maggio speciale per la nostra fondazione in occasione di questa ricorrenza. E il primo evento, la prima tappa di questo festeggiamento è quella in cui ci vede oggi qui riuniti insieme. Da qui prenderà avvio il pellegrinaggio in tutti i 13 centri di servizio della Fondazione, pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima che fu donata all'OIC nel 2016 dal Presidente Angelo Ferro. Poi lunedì 9 maggio ci sarà la seconda tappa, alle ore 15 nella sala Alba e Luigi Tono del CSI. Si tiene l'incontro dell'Associazione Cancro e Assistenza Volontaria CEOP dal titolo Assistenza del malato oncologico nel territorio. Un'occasione per conoscere questa associazione che ogni giorno collabora con il personale sanitario presente dell'Hospice Paolo VI della Fondazione, interagendo con i nostri pazienti e i loro familiari durante la loro permanenza nella struttura. E infine 26 maggio, giovedì 26 maggio, dalle 10:30 in poi, nel Centro Civitas Vitae sono in programma diverse attività rivolte agli ospiti, ai familiari e a tutto il personale. Saranno coinvolti tutti i volontari delle associazioni della Fondazione, dai nonni del cuore di Agorà, ai volontari del VADA, a quelli del Civitas Vitae Sport Education. Tra le attività in programma abbiamo laboratori, visite guidate alle strutture, mostre fotografiche,
e attività di educazione stradale non poteva mancare. E infine, per chiudere, sabato 28 maggio, il concerto degli allievi del Pollini. Io spero di vedervi tutti presenti a queste feste, a queste occasioni per stare insieme, a queste occasioni per vivere insieme quella che è lo spirito e la missione della nostra fondazione. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. Andiamo a concludere tanto la nostra situazione. Vediamo. Padre, facendo vivere i sacramenti pasquali nella memoria della Madre, fa che manifestiamo la vita di Gesù nella nostra carne e di vivere e regna nei secoli dei secoli. Amen. Votiamo su di noi anche la benedizione del Signore nella forma solenne. Signore ci accompagni tutti, ciascuno. Signore ci conosce i nostri nomi, conosce le nostre storie, le nostre famiglie, ci accompagni veramente, ci custodisca come quel compagno di strada gentile di cui ci parla la lettura che oggi abbiamo ascoltato. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che pregate la Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Il Signore sia la nostra gioia, la nostra forza, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 137, il 13 maggio.